Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geracci, siamo live dal comunale di San Vitolo Capo, provincia di Trapani e San Vitolo Capo Unitas Sciacca, la semifinale di ritorno della Coppa Italia di eccellenza siciliana. Si riparte dal 3-1 per l'Unitas Sciacca. Parte licata in mezzo, Pizzolato respinge. Pizzolato di testa contro Mistretta, la controlla ancora il portiere del San Vito, poi rilancia verso il centro del campo, il tiro da fuori di Caternicchia, largo, Licata parte col mancino di testa qua, più in alto di tutti Secum Cicala, e ok il suo movimento in aria, pallone per il San Vito che parte in contropiede, Cicala, palla al piede e sola chance, calcia Cicala all'ultimo, lo va a fermare Caternicchia. Licata, pallone per D'Amico, sale lo Sciacca, si allarga a sinistra, traversone in mezzo, difficile da trovare Mistretta, poi il tiro sopra la traversa di pochissimo di Aldo Genco. Si è leggermente decentrati rispetto alla porta verso il lato sinistro. Punizione già battuta, a sorpresa Bulades si lamenta un tocco con la mano, anche in questo caso si continua a giocare, si ferma e poi riparte da capo regalando il pallone però a Mistretta che da solo lo accompagna Erbini, servito Erbini, c'è calcia lo stesso Erbini, Cicala profondo verso Bulades, di testa il colpo di Mercurio, la rilancia però verso il centro, Licata, controllo, non va ad attaccare lo spazio Spadaro, poi il tiro di Mustaccia e largo, parte Licata, traversa dopo la deviazione di Pizzolato. Cari, spazio, calcia da lì, Pizzolato! Cosa ha preso? Pallone che sfila, poi il rischio di autogol per De Santis. Fricano in mezzo a Wa, di testa lontana. La prende Cicala, prova ad aggirare Aldo Genco. Mette in mezzo morbido, Cari, rovesciata. Fricano profondo a cercare Margaritini. In avanti c'è anche Cicala che gli fa rimbalzare il pallone all'avversario. Margaritini esce, Pizzolato, il gol di Facundo Margaritini, il secondo consecutivo. Può chiudere benissimo questa semifinale 1-0 a 5 dalla fine. Cari non può gestirla, De Santis si concede una Veronica, poi il tiro parato da Pizzolato, ancora viva, pallone messo in mezzo da Africano, traversone in mezzo, Avoa in anticipo su Aldo Genco, ma è ufficiale, l'Unitas Sciacca approda nella finale della Coppa Italia di eccellenza siciliana. Il San Vito saluta dopo un grande percorso